Vedi ora. Calcio punizione per l'ATF, parte il destro, incrocio dell'ATF. Laterale per l'ATF, scusate per il timer se abbiamo avuto qualche problemino, ma purtroppo ogni tanto c'è qualcosina che non va con i servizi, ma ripartiamo da qui. 0-1, non c'è il timer, ma saremo più o meno sui 20 minuti giocati del primo tempo. Sto di 1-0 ATF. E possesso Panormus con Romeo, vede bene lungolinea per il numero 11, palla troppo lunga, esce il portiere la fa sua. Pressa Romeo, lo stesso TF, prova ad andare via, rimessa laterale per l'ATF. Di Gaetano, attenzione perché qua gli scappa Mancuso, ma riesce a recuperare bene in velocità Mancuso, spazza via questo pallone a cercare Vella, la fa liscio Sedito, tiene ancora il pallone, ancora Sedita, poi tenta il destro da fuori Sedita, palla che esce fuori. Azione rimessa lunga del portiere Bosco, protegge il pallone numero 2 dell'ATF, quella che esce fuori, rimessa laterale per punta l'ATF. Azione rimessa con le mani, arriva Sedita in chiusura, non riesce a chiudere, in mezzo a 3, poi Sedita la fa sua, scappa pure via Sedita, si allarga bene sul pallone Vella, ancora per Sedita che viene chiuso, sbatte su Vella, ritorna la difesa di Gaetano, prova a scappare ma viene fermato, rimessa tra l'ETF. Rimessa laterale di Gaetano, faccio questo pallone, la palla rimane ancora lì, serie di rimbalzi, era con molta calma in posto del gioco, tenta il sinistro, dentro l'area è buona per il numero 10, l'arbitro fischia fuori gioco. Spaziale del portiere, vento a sfavore. Palla lunga, prova la spizza, Vella, di nuovo lunga, per Vella che può andare. Rimbalzo sfavorito, rimessa laterale per il Rosa, anzi per la Panormus. 4 al limite! 4 al limite! Rimessa laterale, poi Vella riesce a colpire in qualche modo. Basile di prima, palla che esce fuori, rimessa al fondo. Compatta in mezzo, davanti. Spazia via il portiere,
Di testa Bosco non arriva. Attenzione all'ATF il contropiede. Riesce a passare il numero 10, c'è contatto ma l'arbitro non fischia e lascia giocare. Adesso riparte la Panormus, allunga via il campo per Romeo, mette giù questo pallone, va via Romeo lungolinea a cercare Dalia, poi c'è contatto, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'ATF. Era fallo di mano. Bravo Anto. Continua così Anto. Buona signore, bravo, bravo. Battuto il calcio di punizione, leva sulla sinistra, là dentro, chiude bene Mancuso, cerca la profondità, non c'è nessuno dei suoi compagni e l'ATF tiene il possesso con molta calma, scappa via dalla marcatura, per l'ultimo tocco forse è suo, si è rimessa ancora per l'ATF, anzi no, per la Panormus, Mancuso l'ha battuta. Palla lunga, dentro l'aria, stop Romeo. Fatto rimessa laterale, Mancuso l'ha battuta. Mancuso direttamente dentro l'area di rigore. Di testa Sedita, palla che rimane lì verso i piedi di Vela. Poi Basile di nuovo di prima col destro. Stessa azione di prima. Stessa conclusione di prima. Palla che esce fuori rimessa dal fondo per l'ATF. Palla lunga. Sedita col destro a cercare la profondità adesso per il numero 11 Dalia che vuole andare da lì, ha pressato, l'unica opzione è qui il difensore mette la palla in rimessa laterale, sarà laterale per la Panormus che sta attaccando adesso, battuta dentro, la rimessa della palla rimane lì, la tocca poi Sedita, un tiro velletario, il portiere la fa sua. Battuta palla lunga, chiude Bosco, c'è Dalia che si è fregata a rimbalzo ma riesce a prendere il pallone, ancora Dalia, prova a passare via, possesso ancora Basile, a campo Basile, rientra bene Basile, va via, serie di finte, palla sulla sinistra di Gaetano che viene fermato, l'ultimo tocco è del numero 3 della Panormus, sta rimessa per l'ATF. Guarda Cristian, guarda Cristian, guarda Cristian. Dai. Guarda le braccia, oh, guarda le braccia, Di Gaetano chiude. Palla per Basile. Bravo Cristian! Riesce a passare in mezzo a due. Per Randazzo ancora vuole andare. Palla alta sulla sinistra, una buona palla. Arriva il portiere, la fa sua. Lunga la squadra Geraci. Sedita non riesce a prendere di testa, senti scusate. Bravo Gutta! Di nuovo Sedita. Basile mette giù questo pallone e va via in mezzo a due. Va via Basile, si allunga ancora il pallone e viene fermato. Possesso TF. Scappa dalla marcatura di Basile. Era vicino, anticipa bene. Qui Mancuso riesce anche a girarsi. Ottimo, qui Mancuso il disimpegno. Poi palla lungolina per Vella, palla che esce fuori, rimessa 3 per l'ATF. Quanto siamo? 30 di ok. Spinto. La fischia a favore della Panormus. La Bosca l'ha battuta. Cristian, mettiti bene, Cristian! Calcio di punizione. La linea di a campo, parte Bosco, cross in mezzo. Si è fatto male forse alla spalla il ragazzo però dell'ATF. Un momento brutto. Si è rimessa per la Panormus. Partita rimessa laterale.
Sedita a proteggere il pallone. Poi va via Sedita. Ancora Sedita. Mette in mezzo. Bloccato. Poi arriva Mancuso. Ancora bloccato questo cross. Bosco. Passare. Ma attenzione all'acqua la TF che può andare in contropiede. Ottima la chiusura per l'ultimo uomo di Gaetano. Non andare via. E il pallone. Palla che esce fuori. Rimessa laterale per la Panormus. A lungolinea per Romeo. Viene ancora chiuso. Panormus che avanza con le rimesse laterali in questo minuto. In mezzo chiuso Basile di prima per Romeo che protegge col corpo. Romeo prova a girarsi, trova poi a Sedita e mette in mezzo questo pallone troppo sul portiere. Sarà sua la palla e ritorna il possesso dell'ATF. Palla lungolinea, chiude bene Bella. Basile si gira bene in mezzo al campo, poi sbaglia il passaggio. In chiusura, ottima aiuto di Daria. Dice di no, sta rimessa per la TF. Ottima rimessa laterale. Spazza di Gaetano. Sedita si fa anticipare. Non ci arriva. Si gira il numero 10 dell'ATF, prova a tirare, poi spazza via malissimo qui Vella. Ancora possesso TF di Gaetano. Palla lungolinea. C'ha 4 campo largo verso sinistra, poi mette il pallone in mezzo, troppo forte. Palla che esce, rimessa al fondo per la Panormus. Calma! Spazza via il pallone. Bravo, Anto! Mancuso protegge il pallone e lo perde. L'arbitro non fischia, si recupera. Contropiede Panormus. Romeo, ha spazio Romeo. Si gira e allarga di Gaetano che controlla bene il pallone. Di Gaetano mette in mezzo sul secondo palo, arriva Vella, attenzione, c'è la palla che rimane lì. Poi Sedita di testa prova a calciare, calcia male, poi si gira con il destro Romeo. Il portiere la fa sua. E possesso TF, Sedita a terra. Tira fuori, vai. L'arbitro controlla che si fa. Si rialza Sedita. Poi l'arbitro lo invita a uscire dal campo e poi rientrare. Giallo. Giallo. Ok. Saliamo. Ora sali. Ora davanti. Possesso TF in mezzo al campo. Di prima sull'esterno. Chiude bene Mancuso di Gaetano col ginocchio. Sposta via il pallone. Indietreggia la TF. Ottima la chiusura qui di Sedita. Si è rimessa laterale per la TF. Nel frattempo ha smesso di piovere per Roma di testa, spizza non c'è nessuno. Spazza via il pallone. Di Gaetano la può uscire. Ottima rimessa di Gaetano. In mezzo a 3, Sedita non può farci nulla. Si passa a 3 di Gaetano. Tenta l'appoggio ma recupera. Poi fa fallo. L'arbitro lascia giocare. Sedita, palla lunga, chiuso. È spinto l'arbitro non fischia.
Mancuso poi spazza via. Ancora palla fuori dall'ATF. Può calciare, tenta il destro, troppo largo. Rimessa sul fondo. Mancuso, lungo linea. Palla in mezzo dove non c'è nessuno. Lo stesso TF con calma. Non è alto. Chiuso. Deve uscire qui Geraci, che la mette rimessa laterale. Palla in mezzo, prova a girarsi, Veronica in mezzo a due, poi perde l'attimo e perde il pallone, c'è fallo, calcio di punizione. Via Simone! Via! E non limite della retta piccola, signore! Calcio di punizione per la Vanormus, spazio via Bosco, lancia bene, sgomitate, dall'alto ultimo tocco del Rosa, anzi no, della Vanormus, si è rimessa per l'ATF. Calma Antonio, batti bene! Batti bene! Occhio! Palla alta, chiude bene il numero 11, per Romeo prova a girarsi, Dalia, non andare via, si allunga bene il pallone, chiuso scivolata, rimessa laterale per la Vanormus. Così è finito il primo tempo. Non si gira! Romeo, poi di tacco prova ad andare via Dalia, viene chiuso, lancia lungo, arriva a chiudere il numero 14 e chiude bene. Di Gaetano si gira, ma tiene in campo, fuori. Sono rimessa laterale per l'ATF. Cristian, ti ho detto parti dal centro. Se sei sempre qui, sei prevedibile. Guarda quanto spazio c'è, ma che è? Siamo un fucile. Avvicinati, sei lontano. Sì. Bravo, Ve la deve provare a chiudere. Palla in mezzo. voglio dirti. Vado a prendere Anto. Morello, scusate. Rimessa laterale Vanormus in fase offensiva. Anzi, scusate, TF. Può provare a mettere in mezzo questo pallone, rimessa laterale. Parte il cross con le mani. Poi Basile. Può dare un'unità d'esterno. È ottima la palla. Adesso può andare via il numero 8 e forse può arrivare qui un'ammonizione. Vediamo cosa dice il direttore di gara. Prepara il cartellino. Infatti arriva il primo cartellino giallo della partita. Fallo ai danni di Serita Vincenzo, che ha abbastanza campo libero per andare verso la porta. Più dietro, signore! La palla più dietro! Dietro la palla, signore! Lo Cicero, vai, ci arrivi, da lottare! Dai una mano, Mattia! Dai una mano! Era il 10, Fauci! Occhio! Calcio posizione per la Vanormus. Sicuramente a rientrare. Ha dato 3 di recupero il direttore di gara. Un sinistro di Gaetano. Occhio ragazzi! Signore!
Cristian. Andiamo qua. Di Gaetano al cross. Mette questo pallone in mezzo e arriva il gol proprio suo, il Di Gaetano da un calcio di punizione, palla che schizza da dentro l'area, non se l'aspetta nessuno, prende la carica giusta la Panormus poco prima di entrare negli spogliatoi. La Panormus pareggia la partita ed è 1-1. Uno a uno. Questo è l'ultimo minuto di recupero della direzione di gara. Era direttamente lunga la TF. Riesce a chiudere, attenzione che la palla cade lì. C'è Mancuso che poi il pallone è costretto a spaziare di rimessa laterale. È già passato. Rimessa laterale TF. In mezzo a questa pallona, spizza di testa, rovesciata! Ed è arrivato un gol incredibile della TF in rovesciata del numero 10. Se l'è inventata, si è alzato bene e subito dopo aver fatto gol alla Panormus la TF la mette dentro. Un bel gol, sicuramente quello del numero 10 che porta in vantaggio di 9 i suoi. Ha appena segnato la Panormus il pareggio, adesso sarà tutto da capo. 2 gol nei supplementari, due gol nei minuti di recupero. Palla lunga, di testa anticipa, palla che esce fuori. E a 3 minuti e mezzo già. Oh! Signore, tempo! Gaetano batte il cross di testa, la spizza via, poi prova a girarsi, c'è fallo, l'arbitro lascia giocare, esce via la TF, può crearsi un altro contropiede adesso, ma viene chiuso da Mancuso. Passa via questo pallone lungo, attenzione perché può andare via ancora il numero 10 che protegge bene il pallone col corpo, poi prova a girarsi, cerca la profondità, si incunea, la gioca dietro al rimorchio, c'è contatto ma l'arbitro non fischia, poi Basile prova a scappare da lì, prende un calcio, arriva il fallo, calcio di punizione per la Panormus, ancora l'arbitro non fischia. Dove c'è la palla? Sali Enrico! Arbitro! Vai signore! Signore! Vai! Spazio del pallone è finito, finisce qui il primo tempo dopo la battuta, risultato di 2-1, piccolo break, ci rivedremo tra 10 minuti. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata. Però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché io è stata una squadra che credo che abbia
dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulo, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia irripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra Solno, perché quando prendi un gol a un minuto e 40 secondi, insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha il Licata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol, insomma, un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore delicata. Però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulo, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia irripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma, può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ho potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Licata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti andare sotto è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto risentimento muscolare.
ripeto, finora ci è capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con l'esordio di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mistral Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo, diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera pura mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo stenti, quindi il secondo tempo siamo entrati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare anche un bagno di umiltà, perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto che mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi.
Ecco, so che gli allenatori non... Ci risiamo, si aspetta il fischio del direttore di gara. Inizia il secondo tempo. Rivediamo il risultato di 2-1. È iniziata, si riparte. Panormus subito in avanti. Panormus che deve provare a recuperare il pareggio di questa partita. Anto, dai la mano, Anto. Tu. La palla rimane lì. Sedita. Prova ad andare via in mezzo a due, Di Gaetano chiude. Basile. Prova ad andare in mezzo a due. L'arbitro non fischia il fallo. Lascia giocare il pallone e chiude Di Gaetano col tacco. A Belmonte è penetrato. Si è fatto male qui Basile. Ha preso una botta nel piede. L'arbitro non ha fischiato il calcio di punizione. Ora ce la danno, ora gliela danno. Giusto di fare play qui. La Panormus si sale. Spazio per il portiere. Vavella sul pallone che protegge, si è rimessa a terra per la Panormus. La battuta Mancuso. Mancuso alla battuta. Cosa allunga, è spinto, proprio lascia giocare. Arriva in chiusura Mancuso. Anzi Bosco, scusate. La rimessa laterale. In mezzo al campo, palla lungolinea. Adesso viene 11, poi di nuovo la palla lungolinea. Palla troppo lunga, rimessa dal fondo. Anzi rimessa laterale, scusate. Battuta sulla testa dell'avversario, spazza via Bosco. Larga il gioco per Di Gaetano, autore del primo gol della Panormus. Poi gioca a lungolinea. Il è entrato Belmonte. La palla che esce fuori, rimessa laterale per l'ATF. Anto, accorcia, sei lontano. Palla che rimane lì, Di Gaetano. Spazia via il pallone. Palla che esce fuori, rimessa laterale ancora ATF. È un continuo, arbitro, non si può sentire, oh! Tutto è tempo. Di Gaetano spazia via il pallone. Mette giù il pallone, si inizia a pressare. Si fa saltare qui. È solo il numero 11, c'ha spazio per andare, alza una pennellata per il numero 10, palla che scorre. La fa su Geraci, che ti compagni di salire. Spazza via questo pallone. Prende via Belmonte, costretto a buttarla fuori, rimessa laterale. Panormus che avanza adesso, Di Gaetano alla battuta. Cinque giocatori in maglia blu dentro l'area di rigore. Di Gaetano la mette in mezzo, Sedita la spizza. Non trova nessun compagno. Con molta calma il portiere dell'ATF mantiene il controllo del pallone. Palla lunga. Chiude Bosco. Poi Sedita. Arriva Vella. A passare in mezzo a due. Ci riesce Vella con anche una Veronica. L'ultimo tocco è dell'ATF. Battuta rimessa laterale, palla che scorre via. Ultimo tocco è maglia blu, quindi rimessa laterale per l'ATF. Attacca di Luca, accorcia. Anto!
Palla dall'altro lato, Di stringi. testa sedita allontana. Poi col sinistro, palla che schizza, Geraci la fa solo con molta calma. Geraci. Non via il pallone, prova a metterla giù Romeo, ma la palla schizza. È difficile giocare in queste condizioni. Questa laterale. Ultimo a toccare la maglia rosa e quindi può andare adesso la Panonusa avanti. Quindi Gaetano. Torna questa laterale. Contra di testa. Giocata a 2. Poi Basile recupera. Invece no, riesce a passare. Prova ad andare via adesso il contropiede dell'ATF. Arriva in chiusura Vella. Attenzione perché c'è forse un postone, si è fatto male Vella. Poi Basile allontana il pallone. Non voglio buttarla fuori, si è fatta male Vella. Ora aiuto dallo staff medico. Nel frattempo cala la tempesta. Si riparte la palla in possesso per l'ATF. E poi andare via, inciampa sul pallone, c'è la trattenuta. L'arbitro da calcio di punizione per l'ATF. Già batte veloce per giocare per entrare in mezzo a due. Riesce a passare. Riesce anche a scappare in terra di rigore. Attenzione, l'arbitro non vede nulla. Lascia ancora giocare. Romeo può andare via in contropiede. Vella prova a rientrare, ma la palla schizza. Palla che esce fuori. Deve essere per l'ATF. Palla lunga. C'è forse fuori gioco, infatti arriva. C'era anche il gol. Numero 10 dell'ATF. Fortuna della Panormus che è stato annullato dal fuorigioco. Pronto a saltare Cristian. Spazzare il pallone. Attaccala. Spinto Vella con la palla rimane lì di testa, ancora Vella. E prova a scappare via, riesce a spazzarla via. Arriva ottima la chiusura Bosco. Spazza il pallone verso in mezzo al campo. Basile riesce a controllare. Poi c'è Belmonte, spizza di testa per il numero 11 Daria, che prova ad andare via, fermato. Poi viene fregato dal rimpallo. Quella che esce fuori deve essere per la Panormus. Lo batteva Mancuso per Daria che mette giù questo pallone viene anticipato, poi scappa via Vella, va a lungo sulla fascia destra, l'ultimo tocco è suo, palla che esce, rimessa laterale per l'ATF. Non la fare passare sempre, Antonio. Signore la palla! Attenzione rimessa laterale, messo a centrocampo l'ATF. Mancuso, rimessa laterale per la Panormus. Palla lunga. Arriva Romeo in rovesciata. Palla che esce fuori, messa dal fondo. Dai Peppe! Vai avanti, Marco! Vai avanti, Gianluca! Avanti la volta! Spazza via. Andiamo, spizza! In testa deve andare! Sita non ci arriva. Ci arriva però Vella.
Ancora possesso TF, gioca sulla sinistra, lungolinea, Vela recupera, poi c'è Sita a chiudere, protegge palla col corpo, ma non riesce a tenere il pallone, quindi ancora possesso TF, riesce a passare il destro, Velletario, lo fa Geraci. Spazza via lontano, palla che rimbalza, arriva dall'altra parte del campo. Equilibrata fino adesso qui al secondo tempo. Chiede bene Mancuso, Vella, lungolinea, cercare Dalia, di tacco, poi Sedita, ronza malissimo questo pallone, palla che esce dal campo, rimessa dal fondo. Chiede più calma il mister della Panormus e i suoi. Altra palla lunga, non ci arriva Basile, palla lungolina per il numero 8 che vuole provare a entrare dentro, mette in mezzo, palla che schizza, Geraci in due tempi, lo fa su, ha corso un pericolo enorme, il portiere in blu. Altra palla lunga, cercare a Dalia che la fa schizzare via. Belmonte, Basile, rientra, poi viene tirata la maglia ma l'arbitro lascia giocare. Ancora Vella, si gioca da terra, Vella, il destro che va a chiudere, quella che esce fuori, rimessa dal fondo. C'è di salire il portiere dell'ATF. Battuta lunga, Vella di tacco per Sedita, quella che schizza, è difficile controllarla, rimessa tra le rosa. Mattia già sei là, Mattia già sei là, ci devi arrivare, fatti al centro e ti sposti. Vittoria laterale, chiude Sedita, Basile spazza male questo pallone, poi tenta il destro, lo fa su Geraci, gioca accanto a Mancuso, viene pressato, lascia giocare, poi Vella, piede a martello, ma l'arbitro lascia giocare ancora, quindi sarà rimessa 3 per l'ATF. Ma che stai facendo? Partita cattiva adesso, Basile tenta il tunnel ma non passa, Sedita, ancora possesso TF, viene pressato, buono il disimpegno. Giochi in mezzo al campo, Basile controlla, prova ad andare in mezzo a due, non passa, calcio di punizione. Marco, uomo, devi saltare, Cristian. Uomo, abbiamo ciascuno qua, forse, devi saltare, vedi giù. Oh raga, 3 siete, non servono. 4 là. Vai. Si la batte questo calcio di punizione dalla metà campo, c'è Di Gaetano sulla sinistra, tutti a provare a prendere questo pallone di testa, deve fare gol la Panormus. 53 sul cronometro, quasi 54, Brasile, pennella in mezzo, la palla rimane lì, e attenzione perché adesso la TF ha una buona possibilità di contropiede, ma ritorna veloce, la scuola della Panormus, trova un ottimo passaggio però, che poi prova il passaggio lungolinea, ma si fa trovare pronto Di Gaetano, forse c'era fuori gioco, dice il direttore di gara. Arriva Mattia, è da te sta palla. Passa avanti, non ci Altra palla lunga, passa avanti. Geraci spazza via il pallone in mezzo al campo, sempre maglia rosa, e attenzione perché adesso con il numero 19 vuole andare via, c'è il contatto all'arbitro, lascia giocare, poi gli sale addosso, è solo di impedimento. Chi c'è? Oh! Chi c'è? E tu dici pure tu che non ti ricevo 2 gol. Chi mi fa così? Che ti ha detto?
Tu dici la tua, io dico la mia. Si contrabbattono Sì, va bene, a posto. nelle due panchine. Ognuno diciamo la nostra. Occhio! Quindi sarà calcio d'angolo per l'ATF. Attenzione raga, attenzione! Dai! Calcio d'angolo, battuto col sinistro, il secondo palo che sorvola tutta l'area di rigore. Poi si tira copre con il corpo e sarà rimessa a terra per la Panormus, che può respirare adesso. Battuta rimessa laterale, sempre maglia rosa sui palloni. La mette giù Basile su di lui, prova a non farlo girare e ci riesce. Di Gaetano perde il tempo, la fa sua adesso Bosco, allunga via il pallone per Dalia, palla che schizza però purtroppo col campo bagnato, non ci può arrivare mai, il portiere la fa sua. Attenzione perché lì sbatte sul Romeo, adesso Dalia spazza via questo pallone, non c'è nessuno che avanza nelle maglie blu. Adesso Vella che scivola giù, con molta calma esce l'ATF, sbaglia però la gancia con l'esterno e quindi sarà rimessa delle persedita. Signore, non deve fare battere al portiere, signore. Romeo con la spalla, Basile prova ad andare via in mezzo dove ci riesce, poi Vella viene fermato, forse c'è un crampo, non so che si è fatto, sono due giocatori fermi per adesso della Panormus, sì infatti è un crampo quello di Vella. Signore, confusione c'è stata. C'è stata confusione. Tommaso, vai a destra. Ricky, dai una mano, fallo uscire. Salve. Sì. Signore, il cambio, signore. Il 7 per il 15. Cambio per linea della Panormus, uscirà Vella, entrerà con il numero 15 Lopresti, Il 7 entra il 15. anzi Giardino scusate. 7. Signore, posso? Sì. È rimasta nostra. È più dietro, signore. Signore, è più dietro. Arriva. Enrico, è più dietro. Metterla dentro. Dani, no, è nostro, è nostro. Dani, vai dentro a prendere. Vai Mattia, vai dentro. Così fa voi che si ritira. Oh, è rosa, signore. Si crea confusione adesso, Puoi giocare, Enrico. c'è la stanchezza, in più c'è la pioggia. È possesso TF. Pazza via il pallone, sei dita su questo pallone. Appena entrato riesce a controllare bene il pallone e si gira. In mezzo a 3, prova ad andare via, ancora possesso palla. Chiuso poi da 4. Basile riesce a passare. Allarga questo pallone per sedita. Allarga per Dalia che mette in mezzo, viene chiuso. Sarà rimessa laterale per la Panormus. Conclusa la battuta. Alza di ritmo la Panormus adesso. Palla di attenti in mezzo. Sedita prova a spizzarla, viene spinta con le mani infatti. Calcio di punizione per l'ATF. Sei tutto non furbo, vedi? Loro sono dei lupi, lo vedi? E tu gli metti dietro. Marco, vai davanti. Punizione per l'ATF, battere il portiere che deve su un pugno di salire. Bosco
Basile mette giù, Serita, protegge col corpo, Sì, che è nostra. riesce a passare bene 11 in mezzo a 2. Basile sul pressing, poi Serita, Veronica, possesso ancora Panormus, vicino a un fallo, l'arbitro lascia giocare, Basile, poi la finta, riesce a passare, allarga bene il campo per Di Gaetano, che allunga il pallone sulla fascia, poi tenta il cross sul secondo palo, si trasforma in un tiro, nessuno che entra dentro l'area, forse si trovare pronto per questo cross. Palla spazzata via, non riesce a metterla giù bene Di Gaetano, l'arbitro lascia giocare ancora per fallo di mano, lascia giocare, Mattarelli in campo, poi cerca il tunnel su Dalia, un po' di confusione, la palla rimane lì, riesce a passare bene il numero 19 con una Veronica, rientra, attenzione, e infatti arriva il calcio di rigore per l'ATF. Ha fatto un'ottima giocata con la Veronica a lasciare l'avversario lì fermo, a confonderlo, riesce a passare, si prende il calcio di rigore, sicuramente andrà proprio lui a batterlo. Proverà l'ATF adesso per allungare il risultato, 61 sul cronometro. Calcio di rigore, parte il destro, arriva il gol dell'ATF con il entrato il numero 19. Adesso è 3-1, in salita per la Panormus, che adesso dovrà fare almeno 2 gol per raggiungere gli avversari, mentre 3 per provare a vincere. Esce l'11. Cambio per la Panormus, esce Dalia, tenterà il numero 13, entra Emilia Pavel, poi entra anche il 14, non si esce il 14, entra Buccafusco col numero 6. Come ho già detto prima, scusatemi per i nomi, ma mi viene difficile da leggerli, è tutta la distinta bagnata, macchiata dall'inchiostro. Basile, viene anticipato, 6 dita, ottimo disimpegno, poi prova ad andare in mezzo a 2, si gira e palla lungolinea, chiuso. Poi Belmonte anticipa, questo palla non ci riesce. Possesso ancora TF, riparte dietro, attenzione perché rischia chi qualcosina. Romeo su questo pallone, non c'è nessuno. Di Gaetano mette giù Basile, fermato, ancora TF, allarga il pallone sulla sinistra, pallone dentro, chiuso da Bosco, poi Sedita, si gioca in mezzo al campo adesso, ancora TF, a cercare il numero 10, prova a girarsi, si accentra, può tentare il sinistro, ci mette Bosco fra palla e porta, quindi sarà rimessa ancora TF. Battuta rimessa laterale, palla lunga, di destra Bosco allontana, mette giù, adesso il numero 15, allarga per entrato Pavel, solo che è andato incontro al pallone e palla che esce fuori. Rimessa laterale per la Panormus, c'è un cambio anche per l'ATF. Dai, forza. Dai, Matteo, prego. Andiamo, Matteo. Dai che arriva.
Fatto rimessa lunga. Lui su questo pallone. Si crea confusione. Passa via. Guarda le braccia. Oh, Dovrà proteggere. Pressate in due. C'è il fallo per l'ATF. Già battuto veloce sulla destra. Picca di attenzione della Panormus qui. Prova a passare. Rilasciano lì a Di Gaetano. Poi col sinistro. Palla che esce fuori. Rimessa dal fondo per la Panormus. Qui ha rischiato tantissimo. Dai. Otto rimessa dal fondo. Di Gaetano non controlla il pallone. Palla che esce, rimessa a TF. Era partita benissima la Panormus all'inizio del secondo tempo. Prima occasione da gol pericolosa poi per l'ATF che l'hanno subito colta con un calcio di rigore. Adesso vanno sopra i 2 gol. Mette bene giù Giardina. Basile, Bosco, in mezzo, chiuso, poi ancora Sedita, prova ad accentrarsi, Sedita prova a scappare via, ci riesce ancora Sedita, la palla ancora lì, poi spazza via Di Gaetano, controlla e va via sulla sinistra, Di Gaetano alza questa palla, attenzione! Ed è arrivato un Eurogol, ancora qui Di Gaetano che fa una doppietta incredibile. Prima su punizione e adesso un cross che si trasforma in un tiro, quindi adesso Panormus che accorcia e diventa un 3-2 per la Panormus. Accorcia la distanza di Gaetano, sicuramente il migliore in campo dei suoi. Con 2 gol a dir poco spettacolari questa giornata. Adesso palla lunga l'ATF. Panormus sicuramente avrà preso adesso l'adrenalina e prova a fare qualcosa. Pavel batte lunga, la tiene in campo, spazza via, prende un colpo, viene spinto ed è passata palla Panormus lunga per Romeo, viene chiuso Sedita di testa, prova a girarsi Giardina, la palla che esce fuori rimessa laterale per la Panormus. Di Gaetano batte male, lascia giocare Basile, poi Di Gaetano, tunnel sull'avversario, è buona la palla ancora per Di Gaetano, troppo lunga invece quella di Giardina per allungare la corsa. La palla ancora. Quando siamo in possesso ti fa vedere la costetta. Avvicinati, sei lontano là, Spina! Avvicinati, punta! Ragazzo! Sei lontano! La rimessa con le mani. Di Gaetano chiude. Via. Numero 6 pentatore, c'è la palla in campo. Ecco, buono l'aggancio poi del numero 15. Palla per Romeo che prova a girarsi, c'è contatto ma l'arbitro lascia giocare. Adesso sulla sinistra. Attenzione all'ATF che può andare avanti. Allunga bene il pallone, poi viene chiuso. Geraci la fa sua. Spazza via Geraci, un pochettino male a caso questa volta. Poi Pavel di testa la mette in rimessa laterale. Sedita va a scappare in mezzo a 2, ci riesce a allungare troppo il pallone. Palla dentro, troppo lunga, la fa su Geraci.
spazza via Geraci in mezzo al campo, arriva Pavel, prendiamo se non ci riesce, c'è fuori gioco lì, è meglio spazzare. Poi Basile, Sedita tenta il tunnel ma non ci riesce, sono due su questo pallone, Basile si ferma e prova a passare, arriva a chiudere, viene spinto, l'arbitro non fischia, ancora con il destro, col sinistro, scusate, poi Basile con la sola riesce a passare, va via lungo questo pallone per Giardina che lo allunga sul 17, la può dare a Pavel che controlla, prova a girarsi, arriva il fallo, c'è il contatto ma l'arbitro lascia giocare, poi mette giù Mancuso, ancora Sedita in mezzo a tre, anticipato, contropiede adesso TF, deve fare fallo invece no, Basile tiene il pallone, gioca vicino da Giardina che tenta il destro, palla che esce fuori, rimessa dal fondo. C'era forse il calcio di rigore lì su Pavel. L'arbitro lascia di giocare. 71 sul cronometro, quasi 9. Mi raccomando, aiuta Più recupero. Antonio da quel lato. Aiuta Antonio da quel lato. Matteo! Prego. Matteo! Palla lunga, di testa Basile, Giardina per Romeo che protegge col corpo, allunga, poi per Milia, palla che esce fuori, rimessa laterale. Rimessa tra le battuta, Romeo prova a farla spizzare di testa, deve proteggere la Giardina, riesce poi a prendere disimpegno ben giocato dall'ATF, palla lunga viene chiusa, ancora in scivolata per Di Gaetano che prova a passare e prendersi in mezzo al campo, poi fa fallo qui Di Gaetano, si al calcio di punizione per l'ATF. Gioca vicino, pressing Pavel, Sedita, rimessa della Panormus, cambio TF, Esce il 10 ed entra... esce Randazzo, il numero 10 della TF. Si è venuto un bel gol rovesciato il numero 10 oggi. Mancuso la battuta lunga per Romeo, attenzione a Basile, di testa Bosco, prova Basile a prendere questo pallone, non ci riesce, lascia arriva Giardina che protegge, Sedita, aspetta il momento, la finta in mezzo a tre chiuso, non trova nessuno dei suoi compagni, allarga il TF ma chiude bene Bosco, poi arriva Mancuso, la palla rimane lì, spazza via Mancuso, di testa, la butta fuori, rimessa laterale per la Panormus, deve almeno provare a pareggiarla, 6 minuti alla fine, palla c'è un fallo su Romeo, ma l'arbitro lascia giocare, palla che esce fuori, sarà rimessa dal fondo per l'ATF. Certo, si è fatto male solo, no? Si è fatto male solo. Bravo, e diamo il ghiaccio. Signore è fuori, puoi giocare, vedi? Avanti ce l'hai, Gianluca! È rientrato Romeo per aver preso una botta. Allunga il portiere dell'ATF. Attenzione perché la palla è in possesso ancora dell'ATF, ma arriva poi Sedita a chiudere. Sedita attacca gli avversari.
allarga sulla sinistra, riesce a passare, buona finta di colpo, poi il destro, ci arriva forse Geraci, sì, ci arriva Geraci con le mani, mi sarà calcio d'angolo per l'ATF, serve un gol qui Geraci. Palla in mezzo e buon il cross, c'era la rovesciata, palla che sorvola però tutta l'area avversaria e quindi rimessa laterale per la Panormus. Mazzola lunga, non c'era Pavel, arriva per la Buccafusca, allarga a sinistra, non ci arriva, Belmonte è qui, rimessa laterale per la Panormus, anzi per la TF. Questa la palla, Anto! Fila, fatti vedere! Matteo rimessa laterale, spazio per Buccafusca e avanza la TF. Vicino alla TF, con molta calma gestisce il pallone, il pressing della Panormus, laterale TF ancora una volta. Elia, resta qui, ok, punta, muoviti, vai via Bosco, Palla dentro, dai di testa Buccafusca, spazza via il pallone, palla che schizza, arriva Romeo a proteggere il pallone, se la rimessa laterale per la Panormus. Pavel batte via la rimessa laterale, palla che scende di nuovo fuori, Aiutiamo! manco se l'ha battuta, Batti! Oh, te l'ho detto! Sedita, prova ad andare via, sarà accusa, Sedita, prova a rientrare, ci riesce Sedita, poi chiuso in mezzo a tre, porta troppo il pallone Sedita, prova ad andare via, l'ultimo tocco della Panormus, ci sarà un altro cambio per la TF. Signore, dietro! Fermati! Signore, dai, uno gioca! Gioca! Vai avanti! Non cosa battere la rimessa laterale, in testa, in due su questo pallone, attenzione a Romeo, col ginocchio, poi il sinistro di Giardina, palla che esce fuori, calcio d'angolo per la Panormus, deve fare di tutto adesso, va Basile alla battuta, 78 sul cronometro, Basile batte questo cross sul secondo palo di testa Sedita, la risposta di nuovo a Basile, poi tenta il destro, palla che esce fuori, rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale, chiede il cambio, forse è qui il direttore di gara, infatti si è battuto male. Spina, sei lontanissimo, non scappare. 79 sul cronometro, spazia il pallone, va palla a prendere, ma non ci arriva nessuno su questo pallone, nemmeno Sedita, riesce ad entrare per il numero 18, allarga questa palla sulla destra, TF che continua a temporeggiare e avanzare. 6 minuti di recupero dal direttore di gara per i vari cambi, le varie interruzioni per i giocatori. Spazza via, palla che rimane lì,
non riesce a passare Belmonte. Romeo allunga il pallone per Giardina, non lo trova, palla che va dall'altra parte del campo, lo fa su Geraci che deve assolutamente spazzare via questo pallone. Di testa non ci arriva nessuno, ci arriva solo la maglia rosa. Ancora possesso, va di Gaetano a provare a chiudere, non ci riesce. L'ultimo tocco però è della Panormus e quindi sarà rimessa laterale per l'ATF. Accorcia! Avvicinati, spina. Punta, avvicinati. Punta, avvicinati. Questa rimessa laterale, anticipa Buccafusca. 40 rimessa a partita. Gioca a centrocampo, tenta il sombrero, arriva Sedita a chiudere. Ancora TF in possesso. Ecco qui Belmonte che chiude, va via Belmonte, c'è Giardino lungolinea, Belmonte si allunga troppo il pallone, serie di rimpalli e palla che rimane lì. Attenzione perché palla che schizza troppo lunga, la fa sua qui Geraci. Spazza via d'esterno per Pavel, non arriva di testa, ci arriva Sedita, poi continua a combattere in mezzo al campo. Attenzione perché qui deve uscire Geraci, esce Geraci, la fa sua con le mani, gioca vicino da Buccafusca che sale avanti col pallone, pressato dal 19 di Gaetano, gioca in mezzo ma recupera bene il 19 dell'ATF che gioca in mezzo al campo, una serie di finte, gira tutto, adesso il pallone dall'altra parte, tenta questa palla in mezzo, chiude bene Bosco, poi attenzione di Mancuso, palla ancora in mezzo, è buono lo scambio, prova a tirare, invece non ce la fa prendere il tempo, poi Sedita, ancora possesso ATF, scivolata Sedita a vuoto, riparte dietro l'ATF, perso palla lunga, palla che passa tutta la parte difensiva della Panormus e palla che va direttamente nelle mani di Geraci. Geraci spazza male questo pallone, la palla rimane lì, l'ATF adesso può andare, allarga il pallone, vuole provare a saltare, lo punta, lo salta con un tunnel, l'arbitro lascia giocare su questo contatto forse falloso o meno, spazza via, ancora possesso TF, di testa a buttarla dentro, arriva qui Buccafusca a spazzare forse con un po' di timidezza, tiene il possesso 17, può provare il destro, l'ultimo tocco è la maglia blu che sarà quindi calcio d'angolo per l'ATF. Sta al limite, Sorce. Battuto al calcio d'angolo, prova a rientrare, riesce a saltare l'uomo, tenta il sinistro d'esterno, un po' scordinato con il corpo, palla che esce fuori, rimessa dal fondo per la Panormus. Mettiti bene, Matteo, girati, Matteo! Geraci alla battuta, Giardina se la chiama. Salta. Di testa Mancuso, ancora possesso TF, Mancuso costretto a chiudere, l'ultimo tocco è della TF. L'arbitro fischia, sarà rimessa per la TF. Riesce a passare qui il numero 19, poi arriva Sedita, rimessa per la Panormus. Va lungo Bosco, viene chiuso, altra rimessa laterale, sempre Bosco alla battuta, il capitano che si carica la squadra nelle spalle, palla lunga, viene spinto, forse prende un pestone ma lascia giocare, poi ci rifila un calcio, si gioca a centrocampo, TF in possesso del pallone, va via, arriva il calcio, il calcio di punizione per l'ATF che ha subito battuto sulla destra, vuole allungarsi il pallone, riesce a passare dentro l'area il destro, palla che esce fuori, è rimessa dal fondo. Si è addormentata qui la Panormus su questo pallone, infatti non rischiano di prendere l'altro, ancora maglia rosa a prendere questi palloni di testa, la tiene di Gaetano, si gira Giardina, va via Giardina, a campo per andare Giardina, gira questo pallone per Pavel, troppo lungo,
condizioni del campo, sono bagnato la palla schizza, la palla è troppo lunga, rimessa dal fondo per l'ATF. 85 sul cronometro, l'ultimo minuto di recupero per la Panormus per almeno provare a pareggiare questa partita. Arriva Mancuso, ma sempre sulle seconde palle c'è l'ATF, deve andare via Sedita, preferisce ripartire da dietro. Pavel anticipa Romeo, prova a girarsi, viene spinto ma l'arbitro lascia giocare. Poi arriva Buccafusca, possesso ancora ATF, ancora Buccafusca in mezzo a 3, si crea confusione, spazza Mancuso, poi spazza, rimbalzo, il rimpallo che favorisce l'ATF, rimessa da 3 l'ATF. Elia, stai qua. Ce l'hai. Elia, ce l'hai qua. Battuta in mezzo, la rimessa laterale, di testa la spazza male, poi prova a buttarla dentro, Sedita, forse l'ultima azione, Giardina, colpeggia la posta da Belmonte, attenzione alla palla per Pavel, troppo lunga, prova a proteggere bene il terzino dell'ATF ed è rimessa laterale per l'ATF. Vai, Cristiano! Battuta bene la rimessa laterale, l'arbitro si mette i fischietti in bocca, forse c'è l'ultima azione, Giardina riesce a girarsi, palla in mezzo per Belmonte, c'è Romeo che protegge il pallone, calcio di punizione, attenzione perché qui adesso potrebbe esserci il colpo di scena, calcio di punizione quasi dal limite per la Panormus, si va a prendere la palla il capitano Bosco e invece andrà proprio lui, il protagonista di questi due gol della Panormus, di Di Gaetano. Pavel, insieme a Mattia, vai! Vai Pavel, rimani lì, Pavel! Adesso vanno a disturbare il portiere. Non ammazzare il portiere, avanza il portiere, io mi sto facendo Mattia, davanti, non da attaccato portiere, giusto? Sta facendo una barriera e tu lì davanti, quello no, mister, hai ragione. C'era pure portiere. Daniel! Calcio di punizione, ultima azione della partita. Va Di Gaetano alla battuta col suo sinistro, vediamo se riuscirà a fare questa tripletta e portare il pareggio a casa per la Panormus, verso un pareggio importantissimo data la partita. Prende la rincorsa di Gaetano al limite d'area, Di Gaetano, il sinistro, traversa di Di Gaetano, la palla rimane lì, prova a girarsi ed è finita, game over alla Panormus, per la Panormus, la spunta l'ATF 3-2, peccato per la traversa di Di Gaetano che si sarebbe portato un'incredibile tripletta a casa e soprattutto un pareggio che poteva essere importantissimo per la Panormus. È finita, disperato qui Di Gaetano. È stato un piacere commentare con voi questa partita piena di colpi di scena, peccato per l'ultimo che poteva essere una favola come fine di partita, ma è andata così, 3-2 la fine della partita. Detto ciò, buona serata e buon fine settimana a tutti.